Cari telespettatori, eccoci insieme, ben ritornati con noi, ben ritornati naturalmente anche FNP CISL, ma in questa volta si va a coniugare con patronato e CAF, e proprio questo sarà il tema di quest'oggi, di supporto a tantissimi, fare chiarezza quando e per quali problematiche rivolgersi al patronato e per quali invece rivolgersi al CAF. Sono due diciamo, strutture, servizi molto importanti per i cittadini, risolvono tantissime questioni strategiche a volte per rendere la vita più semplice e meno problematica. Molti di voi tante volte ci hanno anche scritto chiedendoci delle questioni, ma non tutto viene risolto dal sindacato in sé per sé, dall'FNP, perché poveri non possono essere tuttologi. Ci si avvale di altre strutture che rientrano tutte nell'ambito del sindacato della CISL. E allora, per parlare di questo, per spiegarvi tanti dettagli, e non soltanto perché questo è il momento cruciale come periodo della dichiarazione dei redditi, poi il periodo della 14ª e tante altre novità, abbiamo con noi Michela Zorzetto, ben ritornata, CAF CISL del Veneto, referente area fiscale del CAF CISL di Venezia. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Ben arrivato invece Giorgio Crescenzi, INAS CISL Rovigo, responsabile della sede proprio di Rovigo. Ben arrivato. Grazie mille, grazie per l'invito. Allora, grande questione, quando si va dall'uno, quando si va dall'altro, che ruolo hanno, cosa sono queste due strutture, da un lato il patronato, dall'altro il servizio di assistenza fiscale? Beh, noi come patronato siamo appunto, noi ci occupiamo essenzialmente della tutela dei cittadini. Praticamente il sindacato va a tutelare di norma quello che sono i lavoratori all'interno della loro attività lavorativa. Noi come patronato invece ci andiamo a occupare di tutte quelle questioni che riguardano sia il settore socioassistenziale sia quello previdenziale, quindi quello che riguarda la contribuzione e poi la futura pensione, certo. Gli aspetti riguardanti tutte quelle prestazioni che vengono erogate a sostegno del reddito per tutti i cittadini, e poi tuteliamo inoltre quello che riguarda l'INAIL, quindi infortuni e malattie professionali. Quindi io di solito, quando qualcuno chiede di che cosa si occupa il patronato, io dico che il patronato si occupa di tutte quelle prestazioni che accompagnano il cittadino dalla nascita fino purtroppo al decesso, perché ovviamente noi ci occupiamo di prestazioni come il premio alla nascita, la maternità, i bonus bebè, e man mano appunto accompagniamo nel suo percorso sia lavorativo sia di vita i cittadini, quindi tutelandoli in caso di perdita del posto di lavoro con le disoccupazioni, oppure nel caso appunto nasca un figlio con la richiesta appunto della maternità, di tutti i sostegni che sono previsti in caso di nascita dei figli, assegni familiari, e fino ad arrivare appunto alle pensioni, quindi quando uno cessa poi di lavorare per diventare pensionato, e poi purtroppo anche nel caso in cui ci sia un decesso, e quindi andiamo a richiedere poi le varie prestazioni come ad esempio la pensione di reversibilità. Quindi i nostri ambiti sono, diciamo, ci occupiamo a 360 gradi del cittadino. Ecco, in modo particolare quando una persona si pone il problema, ma la pensione, quando ando in pensione, cosa percepirò, come sarà la questione, quanto devo ancora versare come contributi, voi di questo vi occupate in modo precipuo, sì, giusto? Noi sì, riguardo appunto al campo previdenziale, noi siamo tra virgolette specializzati proprio nelle consulenze, quindi andiamo a verificare se il cittadino ha bisogno, qual è la sua posizione assicurativa, quindi a che punto è con i contributi per poter avvicinarsi alla pensione, e una volta che si avvicina alla pensione comunque noi andiamo a determinare la decorrenza e anche l'importo di pensione. Poi diciamo che negli ultimi periodi col fatto che tanti lavorano con contratti particolari, contratti a progetto, oppure versano contributi anche nelle casse previdenziali al di fuori dell'INPS, noi appunto cerchiamo di trovare il modo migliore per raggiungere il pensionamento, e anche a livello economico quale può essere la prestazione che sarà migliore per il proprio futuro.
Invece, Michela Zorzetto, CAF CISL, il CAF che cosa fa? E quindi vi capita a volte di dover affrontare questioni che sarebbero di competenza di un patronato e invece le persone vengono al CAF o viceversa? C'è un po' di poca conoscenza relativamente a queste cose? Sicuramente sì, abbiamo l'occasione oggi di spiegare bene che cosa fa il patronato e che cosa fa il CAF, anche se in CISL noi lo chiamiamo sistema servizi CISL, quindi noi lavoriamo in stretta collaborazione, anche perché, come vedremo dopo, alcune prestazioni coinvolgono sia il patronato che il CAF. Il CAF è centro di assistenza fiscale, quindi noi siamo nati per occuparci purtroppo di tasse da pagare. Nel tempo, quindi all'inizio, dichiarazione dei redditi, il famoso modello 740, ora il modello 730. Nel frattempo, ovviamente la nostra gamma di servizi si è molto ampliata, a cominciare dall'ISEE, quindi l'elaborazione dell'indicatore della situazione economica, che ormai serve anche per andarsi a comprare un paio di scarpe, dico io, è utilizzato per tutte le prestazioni. Abbiamo allargato, quindi va bene, 730 IMU, tutto quello che riguarda la tassazione delle persone fisiche, il modello RED, che è una pratica che coinvolge il patronato e CAF, e poi magari facciamo, quando parliamo della 14ª lo vediamo, e nel frattempo abbiamo sviluppato tutta una serie di servizi alla persona, e quindi accompagniamo anche noi purtroppo i cittadini dalla nascita alla morte, perché il bonus mamma prevede l'ISEE, quindi quando nasce un bambino, oltre al patronato siamo coinvolti anche noi per l'elaborazione dell'ISEE. E abbiamo altri servizi, che sono per esempio il servizio successioni. Quando una persona purtroppo ci lascia, se ha proprietà immobiliari deve fare la pratica di successione, e quindi abbiamo il servizio successioni. Abbiamo il servizio colf e badanti, per occuparci di tutte quelle persone che devono, loro malgrado, diventare datori di lavoro perché hanno bisogno di assumere una badante per l'assistenza personale o dei genitori. Abbiamo il servizio casa, elaboriamo contratti di locazione, quindi chi deve dare una casa in affitto, ci occupiamo di tutte quelle pratiche. Siamo intermediario sostanzialmente per i cittadini, un po' tutti i servizi della CISL, tra quello che deve fare il cittadino e le varie amministrazioni. E noi approfittiamo appunto per distinguere le cose, perché il cittadino si rivolge alla CISL da noi e non ci distingue come patronato e CAF, ma non è che vogliamo che ci distingua, siamo un'unica famiglia, solo che è l'occasione perché a volte magari uno sbaglia a prendere l'appuntamento perché è convinto che il CAF faccia la domanda di pensione e che il patronato faccia il 730. Ecco, questa è l'occasione per chiarire che comunque da noi il cittadino riesce a fare un po' tutte le prestazioni di cui ha bisogno. Quindi c'è una relazione anche tra di voi, tra patronati, tra il patronato e il CAF, viene ad esserci un'interrelazione se ci sono delle pratiche più complesse? Assolutamente sì, lavoriamo in stretta sinergia. Intanto siamo nelle stesse sedi, quindi gli uffici ovviamente sono contigui, collaboriamo fra di noi proprio per questo motivo. Per fare l'assegno al nucleo familiare, di cui parleremo dopo, serve che il cittadino ci porti al patronato la dichiarazione dei redditi, un modello CUD, spesso vengono, come diciamo noi, con le mani in mano e quindi per non farli tornare è sufficiente chiedere alla collega del CAF per favore verificami il reddito, eccetera. Quindi insomma lavoriamo assolutamente in sinergia. Perfetto, chiedo adesso sempre l'intervento di Giorgio Crescenzi per quanto riguarda interagite anche tra di voi, perché dopo appunto, come dicevo, c'è un'interazione, la 14ª, sì. Adesso è periodo, no? Tra poco. Sì, mi sentite? Sì, sì, benissimo. Sì, no, adesso ci troviamo proprio nel momento cruciale per quanto riguarda l'erogazione della 14ª. Anzi, proprio domani partirà appunto l'erogazione della 14ª, che di solito di norma parte a luglio, ma col discorso di questo periodo particolare di Covid è stato appunto deciso dall'INPS di anticipare l'erogazione, quindi da domani dovrebbe comunque arrivare alla 14ª per la maggior parte appunto dei pensionati
che ne hanno diritto. Per quattordicesima si intende quella somma aggiuntiva che viene erogata automaticamente dall'INPS in presenza di tre, diciamo, sostanziali requisiti. Ecco, vediamo la slide della regia praticamente dei requisiti della quattordicesima. Ecco qua. Perfetto. Sì, i requisiti sostanziali sono tre, diciamo. C'è un requisito anagrafico, che sono appunto i 64 anni di età compiuti, che possono essere compiuti anche entro l'anno solare, quindi chi compirà gli anni anche dopo luglio potrà ricevere comunque la quattordicesima. Il secondo è un requisito reddituale, quindi si va a vedere il reddito della personale del pensionato per vedere se avrà diritto alla quattordicesima, e poi un terzo requisito che è quello, chiamiamolo contributivo, perché per l'erogazione e dopo vedremo la successiva slide, in cui appunto in base anche alla contribuzione che è stata utilizzata per l'erogazione, per la liquidazione della pensione, quanti contributi appunto sono stati utilizzati. Come dicevo prima, l'età sono i 64 anni che verranno raggiunti nel corso dell'anno solare di riferimento. Il reddito, entrando nello specifico, il reddito personale non deve essere superiore a 13.391 circa euro annui e appunto deve essere una prestazione, deve essere titolare di una prestazione previdenziale. Questo lo preciso perché la somma aggiuntiva viene data solamente a chi ha una pensione che deriva da contribuzione che gli è stata versata durante l'attività lavorativa. L'importo è un importo variabile a seconda del reddito e anche degli anni di contribuzione. Se vogliamo far partire anche la seconda slide, ecco qua vediamo appunto che appunto l'importo è variabile, come ho detto, perché dipende dal reddito annuo, perché fino a 10.053 euro e come vediamo nella slide fino a 15 anni abbiamo un importo per i dipendenti, mentre 18 anni per gli autonomi abbiamo un importo di 437 euro, dai 15 ai 25 o 18 e 28 di anni di contribuzione 546 euro, e con chi ha più di 25 anni di contribuzione o 28 anni per gli autonomi sono 655 euro. Mentre nella slide successiva vediamo che negli ultimi anni c'è stata un'apertura da parte dell'INPS a un'erogazione della somma aggiuntiva anche per chi supera questa soglia di 10.000 euro, per cui è possibile da quei 10.000 euro fino ai 13.391 avere comunque una quota calcolata sempre in base al reddito e in base appunto agli anni versati di contributi. Anche lì ci sono delle quote variabili che vengono erogate. Prima appunto parlavo di pagamento automatico da parte dell'INPS. Questo appunto ha generato un po' di confusione un po' in tutte le federazioni, soprattutto quelle dei pensionati, perché tanti pensionati si sono visti non erogare questo tipo di prestazione nonostante avessero il diritto in base appunto al reddito personale. Di solito l'INPS eroga la prestazione sulla base di quello che il pensionato dichiara o con il 730, quindi facendo dichiarazione dei redditi, 730, ex unico, o tramite il modello RED, che è un modello appunto di cui se ne occupa il CAF, e quindi se un pensionato fa questo tipo di dichiarazione, l'INPS dovrebbe in automatico erogare la prestazione. Però abbiamo visto che negli ultimi anni non è più così, perché l'INPS quando non è sicura che il pensionato abbia solamente i redditi dichiarati negli anni precedenti, ma possa avere qualche altro reddito, non eroga più in automatico la prestazione. Cosa vuol dire non è più sicura? Cosa vuol dire l'INPS non è più Vuol dire che comunque l'INPS, facendo riferimento sempre agli anni precedenti per l'erogazione
della prestazione, e comunque a luglio non succede che non è ancora in grado di acquisire i dati reddituali del pensionato, succede che l'INPS voglia una dichiarazione da parte del pensionato degli effettivi redditi percepiti su quelli degli anni precedenti. Quindi in questo caso l'INPS richiede all'interessato di presentare un'istanza che si chiama ricostituzione reddituale per quattordicesima, in cui il pensionato va a dichiarare gli ultimi 3 anni di reddito percepito, e sulla base di quello che va a dichiarare l'INPS successivamente liquiderà la somma aggiuntiva, cioè quando vede che la persona ha effettivamente il diritto ad avere la prestazione, l'INPS tranquillamente paga la quattordicesima. Questa è una cosa... Prego, sì. prego. No, questa è una cosa che diciamo è diventata per noi una prassi degli ultimi anni, perché prima, come ho detto, avveniva tutto in maniera molto automatica. Noi avevamo pochissime richieste di domande di ricostituzione reddituale per quattordicesima, perché comunque il pensionato la riceveva, e solamente negli ultimi anni che abbiamo riscontrato che i pensionati si recano sempre più, diciamo, sì, hanno bisogno sempre di più del patronato per presentare questo tipo di domanda. E anzi, per far capire proprio cosa è cambiato, che negli ultimi anni l'INPS ha proprio inserito nel proprio portale una prestazione specifica che si chiama appunto ricostituzione reddituale per quattordicesima, che inizialmente non esisteva. Esisteva una ricostituzione reddituale che era una semplice dichiarazione del pensionato dei redditi che aveva, e questo poteva servire per assegni familiari o per il trattamento minimo, mentre solamente negli ultimi anni proprio l'INPS ha inserito una voce specifica, inserendo proprio la richiesta della quattordicesima. E comunque il reddito, questo lo voglio solamente puntualizzare, i redditi che sono da considerare per avere la quattordicesima, si parla di redditi personali, sono i redditi di qualsiasi natura, ad esclusione dell'abitazione principale, di varie indennità di invalidità civile che possono avere, accompagnatoria, indennità ciechi civili, indennità sordomuti, gli assegni familiari non rientrano, e nemmeno un'eventuale erogazione di TFR, TFS o pensioni di guerra per chi ne avesse titolo. Chiaro. Vediamo un attimo la slide dei beneficiari, che così riassume in Veneto, anche qua ci sono le stime circa dei beneficiari in Veneto di questa pensione, che può essere interessante, no? Sì, questo appunto, come vediamo, io vedo anche nella somma totale dei beneficiari, si vede che comunque il 30% dei pensionati veneti hanno all'incirca diritto alla quattordicesima. Questo vuol dire che comunque le pensioni nel Veneto, il 30% delle pensioni nel Veneto non sono pensioni di importo elevato, sono persone che comunque hanno sì pensioni diciamo dignitose, che però l'INPS comunque cerca di integrare il più possibile per poter appunto sostenerle in caso di emergenza. Come vediamo, appunto, io parlo per la mia provincia, appunto i casi sono comunque sui 24.600, quindi comunque sono dei numeri importanti, anche se si parla del 30% dei pensionati veneti. Il fatto è che comunque bisogna e si deve informare il pensionato che ha diritto, che potrebbe aver diritto a questo tipo di prestazione, perché c'è ancora, notiamo noi spesso che ci sono ancora tanti pensionati che non conoscono cosa sia la quattordicesima, che non sanno come fare domanda, che l'aspettano, e se vedono che non viene erogata pensano che non sia un loro diritto. Quindi noi chiediamo, comunque invitiamo tutti i pensionati a venire presso le nostre sedi a verificare nell'eventualità non venga pagata a luglio.
Allora, perfetto. L'altro tema che potete dividervi entrambi è quello dell'assegno unico universale, e poi ci sono gli assegni anche al nucleo familiare. Chi di voi vuole incominciare con quest'altra questione? Intervalliamo, comincio io, perché l'assegno unico universale presuppone il fatto che si elabori il modello ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente. È una richiesta fatta negli anni, insomma finalmente è stata partorita questa idea dell'assegno unico che dovrà andare a sostituire a regime l'assegno al nucleo familiare e anche le detrazioni fiscali nelle dichiarazioni dei redditi, nelle CU, per un coniuge a carico, per figli a carico, un coniuge non c'entra. Siamo coinvolti quindi entrambi, sia patronato che CAF. Ci preoccupa un po' la prima settimana di gennaio 2022, perché a regime questa rivoluzione, insomma, dell'assegno unico universale partirà appunto da gennaio 2022. Tutti i cittadini che hanno figli fino a 21 anni, prima con l'assegno al nucleo familiare era fino a 18, adesso fino a 21 anni, dovranno prima di tutto fare l'ISEE, ricordando brevemente l'ISEE, tutti i componenti il nucleo familiare, i loro redditi, il loro patrimonio mobiliare e immobiliare vengono calcolati, appunto, riferiti ai 2 anni precedenti. Quindi l'ISEE che facciamo adesso si mette redditi 2019 e saldo e giacenza media, banca, posta, quello che c'è al 31 dicembre 2019. Dal 1 gennaio 2022, sempre di tutti i componenti il nucleo familiare, redditi 2020 e patrimonio al 31 dicembre 2020. Perché siamo indietro di 2 anni? Perché quando le persone vengono al CAF per fare l'ISEE, noi imputiamo i dati, i codici fiscali dei componenti il nucleo, e poi viene riempito con i redditi dall'INPS, che è quell'ente che detiene appunto la banca dati. Quindi, interrogando i dati dell'Agenzia delle Entrate, inserirà i redditi percepiti. Per quanto riguarda invece il saldo e la giacenza media, andiamo a inserire noi il contenuto. L'INPS vede però, e quindi esce un ISEE difforme, se il cittadino ha omesso di dichiarare un conto che aveva in posta piuttosto che un conto che aveva in un'altra banca. Quindi grande attenzione. Da gennaio, sì. Grande attenzione, dico, grande qui. Esatto, grande attenzione. Purtroppo magari qualcuno neanche si ricorda che aveva un conto in posta, però l'INPS è in grado adesso di vedere appunto se ci sono delle omissioni, interrogando sempre le banche dati, okay, delle banche, delle poste, eccetera. Dal 1 luglio, adesso do la parola a Giorgio, dal 1 luglio loro, come patronato, saranno coinvolti invece per fare proprio la domanda, noi per fare l'ISEE se non l'avessero già fatto ovviamente, certo, per fare la domanda dell'assegno unico temporaneo. Eccolo Giorgio, qua. Se vuoi. Sentiamo invece sì, cosa ci dice. Sì, dal 1 luglio sì, ci sarà da quest'anno un cambiamento, perché mentre vengono mantenuti gli assegni familiari per i dipendenti e pensionati, quindi comunque potranno richiedere per chi appunto sono pensionati, diciamo che di solito se non sono in prima liquidazione, quindi se appunto la pensione non è stata erogata quest'anno, non c'è bisogno di fare domanda di assegni familiari, perché anche quella viene erogata in automatico sulla base dei redditi acquisiti dall'INPS. Ma comunque per tutti i dipendenti quest'anno potranno presentare domanda di assegni familiari sempre per il periodo 1 luglio 2021 fino al 30 giugno del 2022. Quindi non cambierà assolutamente niente. L'unica cosa che cambierà per queste tipologie di persone saranno gli importi, perché a seguito appunto della possibilità di questo assegno unico per i prossimi anni è stato deciso appunto dal governo di maggiorare gli assegni familiari per quest'anno, così da
diciamo, da portarsi a degli importi che possono essere simili a quelli che saranno nel futuro. Chiaro. Quelli dell'assegno unico. Allora, il tempo sta volando, siamo arrivati alla fine praticamente, abbiamo ancora delle tematiche da affrontare, ma mi sa che dovremmo dedicarci a altre questioni. Chiudiamo rapidamente questo e poi facciamo una battuta sul discorso rapidissima sullo SPID. Velocissimamente, l'assegno unico da quest'anno sarà per tutti quelli che non possono appunto presentare la domanda di assegni familiari. Quindi si parla di disoccupati, autonomi e incapienti. Queste persone potranno presentare appunto questa domanda facendo l'ISEE e appunto basterà, come appunto ha detto il presidente dell'INPS, il codice fiscale del figlio e il codice IBAN per l'accredito della prestazione. Quindi solamente questa tipologia di soggetti potrà richiedere questa prestazione dal 1° di luglio al 31 dicembre e dovrà farlo entro settembre per avere appunto gli arretrati dal 1° di luglio. Chiarissimo, allora noi abbiamo ancora fuori, che non riusciamo a parlarne perché richiedono un po' di tempo, lo SPID, che è molto molto importante, in più la tracciabilità dei pagamenti. A questo punto rinviamo alla prossima puntata perché il tempo è letteralmente volato, ma le questioni sono veramente tante e sono importanti. Io vi invito, ai nostri ascoltatori, a rivolgersi, avete capito le competenze eccetera, alle sedi del patronato o naturalmente del CAF a seconda delle situazioni da risolvere, magari elencando, chiedendo al telefono lumi per non trovarsi in situazioni di impasse, ma per capirci meglio ancora rivedete la puntata che adesso è andata in onda sul nostro sito, ascoltatela bene perché sono stati molto bravi, molto dettagliati, precisi, ci sarà un ulteriore approfondimento, però avete fatto già moltissima chiarezza su tanti temi. Io vi ringrazio, Michela Zorzetto, CAF CISL del Veneto, referente fiscale di Venezia, e Giorgio Crescenzi, responsabile sede invece di Rovigo, INAS CISL, grazie di essere stati qui con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi telespettatori, ci vediamo la prossima volta e magari vediamo se riusciamo a chiudere con queste altre tematiche che sono molto importanti.